Oggi mi trovo a Montecchio Precalcino nella campagna vicentina e sono qui da un amico, sono qui nella locanda di Piero con il titolare Renato Rizzardi, che voi già conoscerete perché eravamo già stati qui in passato. Mi piace ricordare l'occasione che ci siamo conosciuti, era stato un evento importante, un compleanno, vero Renato? È passato qualche anno, no? Ero un po' più giovane, però i compleanni vanno sempre festeggiati e non bisogna mai dimenticarsi, specie quando sono compleanni importanti come in quell'occasione. Il tempo passa, però tu sei sempre uno degli chef, uno dei cuochi che mi piacciono di più e che lasciano un'impronta nella tua cucina, ovviamente anche nelle persone che vengono a trovarti, perché tu hai una sensibilità d'animo e anche un approfondimento culturale che non è facile ritrovare nelle persone che come te praticano le cucine. Quindi tu abbini una grande sapienza culinaria con una cultura che a me fa molto piacere, in quanto noi ci occupiamo molto di architettura e tu segui anche l'architettura. Qui vicino infatti c'è un'importante opera del Palladio, Villa Fornicerato, che è a pochi metri, si può dire, da te. E quindi in qualche modo questa impronta del Palladio secondo me entra anche nel tuo saper far cucina. Sì, un'opera bellissima questa del Palladio che finalmente verrà riaperta al pubblico e riportata ai fasti originali dopo anni purtroppo di decadenza. Ne sono molto orgoglioso di essere così vicino a questa realtà di cultura, perché anche noi con la cucina cerchiamo di fare cultura gastronomica, perciò una cultura effimera al momento in cui mangi, al gustare, però dietro a tutto c'è sempre un grande studio. Io nell'epoca degli chef mi definisco un cuoco perché chef è semplicemente chi comanda all'interno di una brigata, il cuoco è colui che studia, che approfondisce, che prova, riprova, sperimenta e gusta. Perché per poter far bene da mangiare bisogna anche amare mangiare e diciamo che allora io cerco di fare bene entrambe le cose. Tu hai un percorso molto interessante, già stellato Michelin, hai approfondito diversi aspetti appunto dell'arte culinaria e qui al tuo fianco c'è il trofeo Tagliapietra, un trofeo che hai portato a casa da pochi giorni, da poche settimane, no? Sì, è stata una grandissima soddisfazione, intanto perché è un trofeo a livello del Triveneto, perciò comunque è un grande successo essere riusciti a portarlo a casa. È stata una grande soddisfazione perché per poterci arrivare abbiamo fatto un grande studio su un piatto nel quale realmente credevo e insieme al mio staff e a Sergio Olivetti, mio direttore di sala, abbiamo provato e riprovato questo piatto, provato abbinamenti, provato spezie, provato idee, fino ad arrivare a quella che secondo noi era realmente l'essenza dello stoccafisso e non per niente il piatto poi l'abbiamo chiamato 100% stoccafisso. Ecco, lo stoccafisso, il baccalà nella zona di Vicenza è sicuramente uno dei piatti più importanti e più celebrati, però reinterpretarlo in modo contemporaneo non è facile. Ma diciamo che il prodotto stesso non è di facile utilizzo in quanto appunto come pesce secco viene dopo ammollato e perciò non ha quella facilità di utilizzo di un pesce fresco. Però un pesce stupendo e ricco anche di componenti aromatiche e che andavano esaltate a collagene, a gusto, a sapore, a profumo. E tutte queste erano delle caratteristiche che andavano utilizzate, riviste. La ricetta classica è magnifica, però bisogna anche oggi trovare delle ricette che possono essere altrettanto magnifiche e diventare possibilmente classiche. Perciò bisogna creare delle ricette che siano al di là delle mode. Parlavo prima del fatto che tu sei stato stellato Michelin e che la provincia di Vicenza, il Veneto, raccolgono diversi ristoranti che hanno questa caratteristica. Però non può anche essere il fatto di essere stellati una gabbia, magari una gabbia dorata, ma una gabbia in cui ci si trova un po' con fatica col passare del tempo. Senz'altro è bello per un cuoco far da mangiare libero anche da vincoli. Io dico sempre che la cosa più bella per un cuoco è arrivare ad avere il proprio ristorante, perché nel proprio ristorante tu puoi avere successo o fallire credendo nelle tue idee. Perciò qualsiasi cosa che vada a
veicolare le tue idee, a richiuderle o obbligarle anche in qualche linea, è sempre limitativa. È bello perciò essere liberi, sentirsi liberi di provare, di sperimentare anche nuove idee, nuove soluzioni, nuove alternative. La stella Michelin è stupenda e logicamente mi piacerebbe moltissimo riuscire a riaverla. Nello stesso tempo posso dire che in questo periodo di tempo nel quale non l'abbiamo più avuta, abbiamo lavorato sempre di più pensando alla nostra clientela, pensando alla mia cucina e pensando a quello che ho voglia di fare da grande. Io penso che la differenza sia quella di dire: io lavoro bene, lavoro per la mia clientela, poi arriva un giudice che decide di dare la stella Michelin, ben venga. Lavorare per avere la stella Michelin diventa forse una costrizione, ecco. Quello secondo me molto, purtroppo è una cosa alla quale ho assistito, non sono di primo pelo, non sono qua da ieri, e in tanti anni ho visto tantissimi ragazzi bravissimi bruciarsi non solo per la stella Michelin ma per le guide, cioè bruciarsi per arrivare a emergere, per arrivare a essere convinti che questo poi possa portarti anche una tranquillità economica che purtroppo invece molte volte non porta, perché la tranquillità economica te la conquisti su una tua clientela, facendo da mangiare in modo che la gente crede in te e torni, e possibilmente torni spesso. Il problema è quello, fare in modo che la gente torni da te spesso, perché se poi sei in dei centri anche molto ampi, molto grandi, è una cosa, hai senz'altro una clientela più ricca e assortita. Nel momento che ti trovi sperduto fuori nella campagna di Vicenza, devi creare un perché nella gente di venire a mangiare da te, e la gente viene a mangiare da te perché sta bene e mangia bene. Cosa che molte volte viene dimenticata è la prima, sta bene. Cioè noi dobbiamo creare sempre di più un lavoro di sala nel quale far sentire la gente a suo agio e creare delle situazioni nelle quali la gente entra, ha la possibilità di scegliersi un vino al calice, la possibilità di scegliersi una bottiglia, ha un personale di sala che la sappia seguire. Oggi il personale di sala è un grosso problema, noi siamo fortunati, ho il mio socio e le altre persone che collaborano con me che sono bravissime. In fin dei conti la persona arriva e viene ricevuto, dopo mangia. È una macchina complessa, nel senso che ovviamente spesso i riflettori sono puntati sulla cucina, sullo chef, sul cuoco, però come ricordavi tu è una macchina molto più articolata. C'è la sala che diventa in qualche modo ambasciatrice della cucina, c'è la carta dei vini, i vini proposti che devono essere del territorio ma anche da fuori, quindi è una macchina che si deve muovere bene in tutti questi settori. Tra l'altro tu sei anche molto attento a tutti questi settori, quindi sei anche un manager tra virgolette, direi, perché non si può fare a meno quando si è, appunto, come ricordavi tu prima, titolari di un locale. Alla fine sei sempre un imprenditore. Quella che è la definizione che mi piace dare di un ristorante è paragonare il ristorante ad una sfera. Il fulcro della sfera, perciò il punto centrale, è il cliente. Però questa sfera è come un occhio d'ape, fatta da 1000 piccole sfaccettature. Queste sfaccettature sono tutte ugualmente importanti perché sono tutte alla stessa distanza dal punto centrale, perciò dal nostro cliente. Queste sfaccettature sono dal tovagliolo al bicchiere, al piatto, alla ricerca della materia prima, al servizio del vino, all'accoglienza, al sorriso. Perciò sono 1000 piccole, quella è la vera difficoltà, mettere insieme in maniera equilibrata queste 1000 piccole cose per creare un locale, un ambiente, un ristorante che sia a misura d'uomo e che faccia star bene. Io vorrei chiudere questa bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme con quella che è un po' la tua ultima sfida, nel senso che appunto il tuo percorso è sempre stato quello in qualche modo di raggiungere degli obiettivi che ti sei posto. Ne parlavamo prima un po' nel backstage iniziale. Importante riuscire a proporre al cliente anche dei menù abbordabili, perché oggi non è così scontato poter avere una clientela di fascia media-alta, ma bisogna accontentare anche una clientela di fascia media. E quindi anche l'offerta di prezzo deve essere ovviamente rapportata al potenziale cliente, no? Sì, noi stiamo studiando 2 nuove soluzioni, nelle quali per me sono un po' una sfida, perché è bello sfidarsi nel piatto importante, però io mi sto sempre più rendendo conto che abbiamo una tale ricchezza di cucina, anche
più classica, però buona, che se fatta bene è eccezionale. Ecco che perciò nasce una nuova sfida nella ricerca qualitativa anche ad un prezzo più abbordabile, perciò nel nostro menù verranno affiancate delle proposte a dei prezzi che scoprirete ben presto, che saranno un notevole incentivo. Nuova esperienza di incentivo per venire alla locanda di Piero, fatti però sulla mia conoscenza, sulla mia esperienza e su una cucina di alto livello. Sì, anche una cucina semplice può essere di altissimo livello. Ovviamente cogliamo questa tua sfida, verremo qui e invitiamo tutti i nostri clienti a cogliere questa sfida, a vedere se effettivamente con un'offerta competitiva riusciamo a mantenere la qualità, o quantomeno con la qualità riusciamo anche a risparmiare qualche soldino, perché oggi arrivare a fine mese è complicato, e soprattutto direi rivolto un po' ai giovani questa cosa qui, perché spesso magari una famiglia matura ha più possibilità, il giovane rimane un po' escluso da queste possibilità di venire a mangiare in ristoranti come il tuo. In effetti tutta questa idea è nata proprio da un'iniziativa che abbiamo avuto con i Jeune Restaurateur d'Europe, Tavolo 25, e che ha avuto un grandissimo successo, molto al di sopra di quelle che erano le nostre aspettative. E perciò abbiamo deciso di costruire un qualcosa di nuovo, di interessante e di legato proprio a quell'idea di ristorazione. Bene, ringraziamo Renato Rizzardi per questa bella chiacchierata e naturalmente non vi resta altro che venire qui da lui. Grazie a tutti. Grazie a voi e grazie a te di essere qua con noi.